Ma è mai possibile quando Napoli vince? Dovete sempre trovare qualcosa. Il Napoli ieri ha rubato. Stessa cosa è successa a Firenze. Stessa identica cosa. Il gol di Mois era regolare. Non era tocco di mano. Siete dei ladri. E ieri sera, tutti quanti dopo la partita, tutto quanto. Però il gol di Lukaku spinge Scalvini via. Quello è fallo. Quello non è gol regolare. Non è gol regolare. Aiù, aiù, ma perché non vi mangiate un po' con limone? Signori, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neopolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. E signori, gruppo Telegram in descrizione, notizie H24, ma tanto già lo sapete. E trovate anche il canale Diego e Babbo. Nei prossimi giorni uscirà un video, non vi preoccupate. Ci siamo un pochino fermati con le registrazioni del canale, ma fra poco ricominceremo, non vi preoccupate. Allora, signori, allora, da dove vogliamo partire? Da questi pseudo accattoni di visualizzazioni? Partiamo da loro, perché voglio, tutti quanti ieri, ne ho visti molti, il culo, il Napoli a culo, Gasperini vi ha aiutato, ha fatto i cambi, ha tolto Lookman, ha tolto questo, ha tolto quell'altro. Allora, i cambi di Gasperini. Allora, perché togliere Reteghi? Perché Reteghi è infortunato, aveva mal di schiena, Reteghi, ecco, quindi il suo l'aveva fatto. E poi, questo ha finito praticamente la partita come l'aveva giocata a Napoli, ovvero senza punta. Va bene? Quindi quando ha giocato senza punta contro il Napoli, ce ne ha chiavate 3 all'andata, 3-0 se non mi sbaglio, era 3-0. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Di cosa volete parlare? Seconda cosa, il gol di Lukaku è irregolare. Allora, Santo Dazon ogni tanto fa qualcosa di buono da zona, no? Anche se il servizio è sempre il più scadente rispetto a Sky. A parte questo, Luca Marelli, se non era Luca Marelli, non volesse dicere una stronzata, gli hanno detto: Luca, ma il gol di Lukaku è irregolare perché ci sono le proteste dei giocatori dell'Atalanta. Ha detto: guardate, c'è un contatto, ma è talmente minimo che Scalvini poteva tranquillamente andare sulla palla e quindi il gol è regolarissimo. Ma brucio mazza, vi brucia un pochino il culo, dopo che ha detto questa cosa in diretta nazionale, no, il gol è regolare, non vi preoccupate, il Napoli non gli toglieranno nulla. E allora, vedete, cari amici miei, io posso capire tutto, ma perché fate queste stronzate di video, per fare le visualizzazioni e rendervi ridicoli a tutto il mondo, perché YouTube non è che tu video solo in Italia, lo vedi in tutto il mondo. Perché cosa? Per arrivare a 5-6 mila visual? Ma smettetela, per piacere. Anzi, date meriti a questa squadra. Antonio Conte, che poi nel post partita si è sfogato dicendo: la squadra di qua, il mercato, ma ne parleremo alle ore 18, non vi preoccupate, quindi con calma ci arriveremo, non vi preoccupate, al post partita di Conte, che è veramente infuocato, ma veramente infuocato, anzi va contro la società, contro l'aereo De Laurentiis, praticamente contro tutti, Man De Laurentiis, e a tutti quanti, quindi è stato un post partita veramente caldo. Ma passiamo al giorno dopo, no? Quello che è successo poi il giorno dopo, ovvero a luna di notte i giocatori del Napoli sono atterrati a Capodichino, accoglienza da brividi, solo come i tifosi napoletani sanno fare, perché tu vai a vincere a Bergamo. Quando si gioca a Bergamo non è mai facile, l'abbiamo visto ieri sera, il pubblico e Gasperini che ogni 3x2 sta a protestare per ogni minimo fallo, i giocatori dell'Atalanta che andavano a 3.000, io non so che cazzo tenevano, chi avevano giocato 3 giorni fa, correvano più del doppio dei giocatori del Napoli nei primi 20 minuti del primo e del secondo tempo, non so che cazzo succede, non lo so a Bergamo, che infiltrazioni fanno, non lo so. Comunque corrono il triplo di quell'altro, anche se giocano ogni 3 giorni. Quindi c'è stata questa accoglienza da brividi da parte dei tifosi napoletani, e questo è da sottolineare. Una cosa, cara Gazzetta dello Sport, in prima pagina c'è messo quel cornutone di Tiago Motta, e un piccolissimo posto per il Napoli in prima pagina, piccolissimo, perché la Juventus che vince col Milan
è più importante del Napoli che va a vincere a Bergamo e distacca l'Atalanta e distacca l'Inter. È più importante, Thiago Motta è più importante di tutti, quindi la Juventus, bisogna dare spazio alla Juventus che ha vinto dopo non so quanti pareggi, ma non vi preoccupate, arriverà sabato ore 18, non vi preoccupate, perché poi se battiamo pure la Juventus, sai che godimento deve essere battere per la prima volta in Serie A la Juventus, vabbè. Quindi staremo a vedere. Però ecco, pure questi giornalisti che parlano più della Juventus, del Milan, no? Dopo la Supercoppa, di qua, di là, il Milan non è guarito, e del Napoli si parla pochissimo. Ma che vi diamo fastidio? Ma che vi diamo noia? Cari giornalisti del Nord. Quindi, quando Aurelio De Laurentiis andò a Premium Sport, se non erro, a dire guardate che qui sento grandi giornalisti del Nord parlare solo di Napoli quando perde, ma quando il Napoli vince non se ne parla minimamente. E vi diamo noia? Ribadisco, vi diamo noia? Perché dovete fare gli accattoni? Anche voi, perché dovete vendere i giornali? Non potete mettere Napoli in prima pagina? Amici miei, com'è possibile? Non si può mettere Napoli in prima pagina perché è uno scuorno, no? Per l'Italia mettere Napoli in prima pagina. Tempo al tempo. Questi stanno aspettando naturalmente che l'Inter arrivi a pari punti del Napoli per poi fare il titolone. Vedete Inzaghi sta dietro a Conte, lui gioca ogni 3 giorni, perché già lo so, perché si sta parlando anche di questo. Il Napoli gioca una partita a settimana, il Napoli vincerà sicuramente perché ha una partita a settimana. Bene, per giocare una partita a settimana il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo. Io ero più contento di andarmi a fare la Champions League o un'Europa League, ma pure la Conference League a me andava bene, l'importante è stare nel giro europeo. Bene, noi siamo arrivati decimi, volete giocare una partita a settimana? Arrivate decimi. Poi la Coppa Italia non ci mette perché si gioca una morte ogni vuote papa la Coppa Italia, quindi lasciamo perdere. Quindi pure Gasperini ieri, mangiati un po' il limone Gasperini, te lo mangi il limone Gasp, te lo mangi? Non meritavamo la sconfitta, siamo molto delusi e amareggiati. Visto quando perde è sempre delusi e amareggiati, però quando vince, quando è venuto a Napoli, la grande squadra, addirittura gli hanno fatto la domanda, mister, se va in Champions League ora basterebbe una vittoria per arrivare fra le prime 8, cosa ne pensa? Ma voi la fate facile, i ragazzi di qua, di là, noi giochiamo ogni 3 giorni, un po' che si metteva a chiagni Gasperini, il grande Gasp, oggi questo li pompa in una maniera esagerata, vabbè, ma arriverà pure il momento loro, non vi preoccupate, anzi, più avanti vanno in Champions League e meglio è. Detto questo, io voglio sapere voi cosa ne pensate di questi rosiconi qui sotto nei commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale che è gratis, sotto in descrizione gruppo Telegram e canale Diego e Babbo. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao aiuto.